Dai che poi ci divertiamo. Al 3, 2, 1. Ragazzi, sto sfidando uno che si chiama con nome e cognome. Per me è un meme. E a giudicare dal maglione il Natale con i parenti non ti è andato tanto bene. Ma ti va male, Fre, l'unico rapper fedele all'anagrafe. Ma quale parenti? Aspetta, ti faccio battere da uno con il maglione dell'azienda. Dell'azienda? Che cazzo hai detto, merda? Stasera sono in Messico, coltivo nell'azienda. Non hai capito un cazzo, il fatto è che fratello stai al call center, però fra sei sordo e ti dicono sienta. Sì, ma quale azienda? Tu sei allergico al lavoro, non finirai mai in azienda. Aspetta, torni a casa da tua mamma, mi ha battuto uno con il mocio in testa. Con un mocio in testa però punta spacca, perché arriva sulla traccia e seppellisce questa piaccia. Sono allergico al lavoro, infatti approvo l'OnlyFans della mia ragazza. Hai capito, ma fammi i bocchini, mi sembri solo uno che vuole i bacini. Hai capito, sai che spacco tutti, punta unico iscritto all'OnlyFans di Luca Giusti. Certo che sono l'unico iscritto, questo perderà, perché stasera vinco tutto per quel Tesseract. Certo che sono l'unico iscritto, basto io in 2 secondi, ce l'ha tutto quanto Telegram. Ma quale borderà? Sono sottovalutato come il videogioco Borderland. Dai, se vuoi ti mostro il mio piede egiziano su Telegram. Faceva davvero schifo questa, quindi ti rispondo fra con una bella. Sei sottovalutato, frate, come le valute. Qua abbiamo il Dogecoin contro il Doge di Venezia. Ma che dramma, ma quale sottovalutato? Non mi rispetta neanche mia mamma. E l'improvvisazione, beh c'ha ragione, porco Dio, guarda che tipo coglione. Sì, infatti siamo strani, ho capito, è con le preparate che è arrivato agli ottavi. Si chiama Luca Giusti in battle, perché altrimenti anche l'anagrafe si scorda come ti chiami. Ma vaffanculo, frate, sei un porno. Frate, tu te le prepari tutto il giorno. Hai capito, frate, ti gonfio di botte, io ti batto, quindi frate preparati alla tua morte. Preparati alla morte, però frate vengo a improvvisare sempre con le barre che arrivano come le mazzate. E certo che me le preparo tutto il giorno, l'abbiamo detto prima che non voglio lavorare. Ma che cazzo dici? Esplode come Crash Bandicoot. Che cazzo me ne frega? Te le prepari tutto il giorno all'hip hop, questo è allergico. Stop! Andiamo spediti e procediamo alla votazione.